Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo, buongiorno ancora con un nostro sprizzetto, terzo sprizzetto del mese di settembre. A lei. Siamo proprio ritornati. Sì, in gran spolvero. Siamo ritornati come prima della pandemia. Prima della pandemia. C'è da dire che nella pandemia Renzo aveva paura, quindi abbiamo un po' sospeso per questo. L'hai subito? Posso dirti una cosa? Una linguaggio alla pandemia. Sì. Un vaffa alla pandemia. Ecco, è più idoneo. È più idoneo. Sai cosa parliamo oggi? È appena passato la celebrazione di 417 anni dal taglio di Portoviro. Grande cosa per il Delta del Po. Ma soprattutto per il nostro territorio. 417 anni fa non esisteva l'isola di Ariano, non esisteva Portoviro, non esisteva Porto Tolle. E quindi, visto che abbiamo parlato la volta scorsa di uno spartiacque storico che è stato l'11 settembre, sì. E un altro spartiacque importante è stato sicuramente il taglio di Portoviro. Il taglio di Portoviro è stato un grande spartiacque. Il termine giusto è proprio spartiacque, perché si ha spartito le acque del quale, ma è stata una delle opere storiche della Serenissima. La Serenissima ha deviato tutti i fiumi che passano nel Veneto, e sicuramente l'opera più grandiosa è quella della deviazione del Po. Ecco, ricordiamo che l'ha fatto per questioni economiche, c'era il Podigoro che stava facendo concorrenza e sicuramente ha inciso questo, il fatto poi che era anno di giubileo, che la Chiesa non poteva intervenire, e insomma. Sai, la Serenissima a quel tempo, detto in dialetto, i Geraforti. Sa professor Maggi, i veneziani, Repubblica commerciale, ma totalmente commerciale. Quindi su questo avevano. Pensa che per poter ambire culturalmente, socialmente sempre più sono andati a trafugare la salma di San Marco ad Alessandria d'Egitto. Perché tra l'altro poi le salme dei santi, cioè delle reliquie, erano come le rockstar, cioè dicevano che quando arrivavano in una città era così celebrante come arrivasse, non so, i Rolling Stone. Infatti porta un evangelista, uno dei 4 evangelisti della Repubblica di San Marco, per togliersi l'alone solo di commercio. Mamma mia. Due domande. La prima, cosa è rimasto nei veneziani di quel periodo? C'è solo un ricordo e solo un po' di. No, i veneziani sono un piccolo popolo. Adesso di veneziani, provo a immaginare quanti pochi ce ne sono rimasti, però tutti coloro che vivono a Venezia, a Venezia vivono 60.000 persone, però è una super elite, professori universitari, docenti, giornalisti, manager, cioè è rimasto tanto della parte alta. Tradizione, della vestigia, è sempre la Serenissima, è 2000 anni di storia, anzi 1000 anni di storia che si aggiungono ai 1000 anni successivi. È rimasto. Venezia è una delle 2 città insieme a Roma che tu vai in giro per il mondo e in qualsiasi latitudine tu sia, dici dove sei? Di Venezia, si aprono le. Perché abbiamo parlato la volta scorsa di quel convegno sulle trivelle, sì. E mi è piaciuto molto Katia Ricciarelli, che sarà poi la madrina, è stata la madrina che diceva: quando mi chiedono dove sono nata, all'inizio dicevo a Venezia, invece adesso con orgoglio dico a Rovigo. Sì. Effettivamente noi polesani di solito quando ci chiedono dove abiti, o vicino a Venezia, difficilmente diciamo siamo di Rovigo, onestamente, è vero. Se tu dici non abbiamo l'orgoglio di. Sì, abbiamolo, però lei se lo può permettere, lei è Katia Ricciarelli, per cui se un grande giornalista gli chiede signora Ricciarelli di dov'è, lei dice di Rovigo, subito l'altro chiede dov'è Rovigo e parte l'attenzione. Se lo dice un altro è Rovigo, sì. Però se tu dici sei di Venezia, cioè di vicino dalle parti di Venezia,
è anche un processo Sì, di la identificativo collocazione geografico. geografica. Comunque, sai, Allora, tu che siccome ne sai, lo so che ne sai, a quel tempo, quando hanno fatto il taglio di Portoviro, era più importante Adria o Loreo? era comunque più importante Adria. Sì? Sì. Però Loreo era il presidio della Serenissima. Perché Loreo è la città più veneziana della nostra provincia, infatti è uno dei pochi comuni, credo 4 o 5 in tutto il Veneto, dove ancora ci sono le calli. A Venezia ci sono le calli, Sì. ma anche a Loreo ci sono le calli, quindi solo che Venezia era, cioè Rovigo era sede vescovile, eccetera. Venezia considerava Loreo una sua dipendenza, Sì. non gli dava il rango di... Quindi era ancora Adria. Certo, era sicuramente Adria. Perché il nostro comune amico, che è Diego Crivellari, ha fatto un libro su una missione di un tiranno siracusano a Venezia. Sì. E 600 anni Stero avanti, Adriatico. esatto, 600 anni avanti Cristo, Adria era l'ultimo presidio delle città conosciute. Era come, non so, per noi Londra, adesso sai. Quindi era di un'importanza strategica importante. È vero che anche se da qualche parte viene negato, ma non è così, il nome Adriatico viene da Adria, non viene da altre coniugazioni. Poi il mare si è spostato, cioè l'entroterra ha modificato la sua linea di costa e comunque Adria avrebbe bisogno di un restyling anche culturale per Vabbè, lì c'ho una mia teoria. Te la dico. riemergere. Te la dico. Prego. La mia teoria è che fin quando una città, un paese si evolve e sviluppa molte persone che si laureano, è inversamente proporzionale alla sua crescita. Cioè più le persone sono laureate, più avanzano dal punto di vista culturale, dopo inevitabilmente devono andare via. Beh, non hai torto, perché viene depauperato esatto. dell'investimento di natura umana, culturale e sociale che fai sulle Esatto. famiglie. Le famiglie mandano via. Infatti per questo i talebani non volevano che se ne andassero tutti, perché gli sono rimasti senza classe dirigente. La realtà è Però, ecco, la classe dirigente di un paese è data dagli investimenti che fai di natura professionale e culturale, le università e la crescita. Non è che a 65 anni è difficile che si possa fare un grande investimento, a 25 anni lo puoi fare. Sì, è vero. E la stessa sindrome di Adria, che già da 3 generazioni ha tanti avvocati, tanti dottori, eccetera, l'abbiamo qua in Basso Polesine, che prima era, io conosco bene anche per questioni di matrimoni, Sì. Ariano e Taglio di Po. Sì. Ariano, che era una piccola Adria, già 20 anni fa, 30 anni fa, aveva un numero di laureati grandissimo rispetto a Taglio di Po. Sì. Però per contro Taglio di Po e Portoviro avevano tanti artigiani. E loro due sono cresciuti. E sono cresciute, Ariano e la sindrome Adria-Ariano la sta secondo me subendo. Forse l'ultimo paese che ancora resiste con l'artigianato, con la pesca eccetera è Porto Tolle. Sì, che è un'enclave, Che è un'enclave a sé. un'enclave molto a sé, proprio a sé anche fisicamente, perché dopo il Ponte del Moio, È vero, cioè, al di là della Romea c'è se tu Porto Tolle. guardi Porto Tolle con le sue frazioni, ogni frazione come fosse un comune a sé È vero, stante, è vero. Con l'orgoglio di essere con a sé l'orgoglio stante. di essere a sé stanti e di far parte, tant'è vero che non esiste la località Porto Tolle, esiste il comune di Porto Tolle, ma la località Porto Tolle non c'è la sede municipale a Catiepolo, ma per il resto Scardovari e Pila, Boccasette e Santa Giulia sono diversi. Vabbè, mi piace parlare con te perché divaghiamo. Partiamo da e quindi adesso ci beviamo con pace questo Com'è sprizzetto. interessante la nostra bella provincia. È vero, beh, decisamente. Io sono innamorato del Delta, come naturalmente tu. Professor Maggi, complimenti per la sua pervicacia nel tenere in piedi l'idea dello sprizzetto. Alla tua. Alla vostra. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.